Nuovo test per il Mose, martedì prossimo la bocca di porto di San Nicolò del Lido, dalle 8 alle 16 prove di sollevamento di tutte e 20 le paratoie in contemporanea. Per 2 mesi hanno occupato abusivamente il park scambiatore del tram a Ponte Vigo d'Artere dopo aver abbattuto la sbarra dopo le proteste dei residenti, l'intervento dei carabinieri. Aveva raccolto risparmi di numerosi conoscenti promettendo interessi allettanti, improvvisamente invece è sparito nel nulla, caccia un 53enne vicentino. Veneto Banca, l'appello dei risparmiatori traditi, oltre a Consoli e ai vertici della ex Banca Popolare indagati su Consob e Banca Italia, è impossibile non sapessero. Picchi a sangue la compagna fino a farla finire in ospedale, arrestato a Montebelluna un quarantenne, decisivo l'intervento dei vicini che hanno sentito le urla della donna. Si dimette Don Marino Ruggero, il parroco di Albignasio che aveva fatto scalpore per le sue frasi a favore della legittima difesa, l'annuncio su Facebook anticipando la decisione della diocesi di rimuoverlo dall'incarico. Il gioco, l'amore e la follia saranno il tema del Carnevale di Venezia 2020 che si terrà dall'8 al 25 febbraio, oltre 150 eventi diffusi e 300 artisti coinvolti. A Bassano Andrew Basso, illusionista noto in tutto il mondo, presenta il suo libro sull'arte della fuga nel segno del leggendario Houdini. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati alla prima edizione dei nostri telegiornali. Dunque, ripartiamo da Venezia, mentre prosegue il dibattito dopo l'annuncio dei giorni scorsi del sindaco Brugnaro, il Mose in funzione entro 6 mesi per le emergenze. Martedì un nuovo test per l'opera e per le paratoie che torneranno a sollevarsi. È così. Filippo Fois in diretta da Venezia, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque continuano i test per il Mose in condizioni di marea tranquilla. Il prossimo, come avete già annunciato, si svolgerà martedì dalle 8 alle 16. Ne è previsto un secondo sempre alla bocca di porto di San Nicolò del Lido anche il 3 marzo. Si solleveranno contemporaneamente tutte e 20 le paratoie. È stata già emessa un'ordinanza da parte della Capitaneria di Porto che interdice la navigazione durante il periodo delle prove. Si potrà quindi passare attraverso la bocca di porto di Treporti e il canale retro l'isola artificiale. Scusate. Ci sono state polemiche non solo per l'annuncio di Brugnaro, polemiche e dibattito, ma anche sul fatto che questi test poi vengono effettuati in condizioni diciamo di marea tranquilla. Per questo motivo il Consorzio Venezia Nuova presenterà la settimana prossima un piano di emergenza in cui si annuncerà quando verrà testata l'operatività del sistema di dighe mobili anche in condizioni estreme. C'è poi un'altra vicenda per cui La diretta è meglio. Ecco, c'è poi un'altra condizione che c'è un'altra questione che si sta attendendo ed è quella del pronunciamento del TAR sulla manutenzione del Mose. In questo momento c'è un'aggiudicazione provvisoria, una ditta di Pordenone, ma sono pendenti altri ricorsi contro l'esclusione delle altre aziende che avevano partecipato alla gara di appalto. Si tratta di un appalto tra l'altro da 18 milioni di euro. Con questo per ora da Venezia è tutto, ve ne restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois. Restiamo nel veneziano, in terraferma però con la cronaca. Tentò di uccidere con una coltellata un cliente del bar, un 51enne italiano. È stato arrestato dagli uomini, dalle forze dell'ordine a Mestre. Gli agenti sono riusciti a identificare l'aggressore che il 19 settembre scorso in una bar di Mestre, al culmine di una lite, aveva colpito al collo con un'arma da taglio un tunisino provocandogli una lunga e profonda ferita e una lesione alla mandibola che poi si è rivelata permanente. L'uomo era riuscito a fuggire, è stato rintracciato e arrestato. I carabinieri nel Padovano a Ponte Vigo d'Artere intervengono perché una coppia di nomadi da 2 mesi stazionava nel park scambiatore del tram occupandolo abusivamente.
denunciati per danneggiamento e truffa. Per mesi 2 cittadini romeni di origine nomade hanno occupato un'area di sosta al parcheggio scambiatore del capolinea nord del tram, in via Signorini a Pontevico d'Arzere. Sosta mai pagata e soprattutto avevano abbattuto la sbarra per poter far entrare il mezzo. Dopo le segnalazioni dei cittadini, anche perché oltre al danno causato, quella occupata dai due non era un'area per camper, il comune ha fatto intervenire i carabinieri che hanno rintracciato la coppia, 56 anni lui, 55 lei. Sono stati denunciati e fatti sgomberare. Adesso parliamo dell'influenza, resta ancora in gravi condizioni il quarantenne appunto ricoverato nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo le complicazioni seguite proprio all'influenza. Prima quella che sembrava una banale influenza di stagione, poi però con il passare dei giorni le condizioni di salute di un quarantenne veneziano si sono aggravate. Quando lo scorso 2 gennaio si è presentato al pronto soccorso, l'uomo accusava gravi difficoltà respiratorie. Ora si trova ricoverato in rianimazione all'Angelo. La situazione del paziente sono situazioni gravi ed è sottoposto appunto ad una macchina per ossigenare il sangue. I medici riferiscono che il paziente non avrebbe presentato particolari patologie pregresse tali da spiegare questa complicanza dell'influenza. L'influenza ha questa caratteristica, può dare una sintomatologia grave anche in persone giovani e apparentemente senza altre patologie. E quando colpisce con queste modalità va a colpire proprio la parte più terminale dell'apparato respiratorio, gli alveoli, impedisce una buona respirazione e quindi senza l'ausilio di macchine come l'ECMO, cioè che ossigenano artificialmente il sangue, è una situazione incompatibile con una esistenza. Quindi è una situazione che può essere molto grave. Intanto l'influenza ha messo a letto 90.000 persone, 90.000 veneti dall'inizio del monitoraggio da settembre. Il picco arriverà nelle prossime 2 settimane. Nel Padovano la campagna di vaccinazione contro l'influenza si concluderà il 24 gennaio, ma si va ormai verso la distribuzione di tutte le dosi messe a disposizione dall'ULSS 6 Euganea, ovvero 180.000, una cifra record con 10.000 dosi in più rispetto al 2018. Abbiamo distribuito 10.000 dosi in più rispetto agli anni precedenti perché abbiamo avuto un'aumentata richiesta da parte dei medici di medicina generale ma anche proprio della popolazione. Quindi sta andando bene perché abbiamo l'impressione che la gente si stia vaccinando di più. Altissimo anche il numero di sedi in cui è possibile vaccinarsi, 596 medici di famiglia, 67 pediatri, 20 distretti e tutte le case di riposo. Il picco è previsto per fine gennaio, primi di febbraio. Finora in Veneto sono state costrette a letto dall'influenza quasi 91.000 persone, di cui 17.000 sono padovani. Eppure rispetto al 2018, quando a Padova ci furono anche 11 morti, finora nessun caso grave è stato registrato. A consuntivo l'anno scorso abbiamo avuto 253 ricoveri con 40 casi gravi e 11 morti. A oggi, in piena epidemia influenzale, anche se il picco arriverà a fine gennaio, primi febbraio, devo dire che non si è registrato a oggi nessun caso di ricovero e nessun caso grave. Fondamentale rispettare le regole di igiene, sembra impossibile, eppure tra tanti consigli e norme di comportamento, la più efficace è anche quella di gran lunga più semplice e più veloce da adottare. La pratica più importante e riconosciuta è proprio il lavaggio delle mani. Quando uno ha l'influenza e si tocca il naso, si tocca la bocca, si tocca gli occhi, poi deve pulire le mani. Restiamo a Padova e continuiamo a parlare di sanitarie. Ieri abbiamo raccontato dell'accusa dei sindacati di sovraffollamento allo IOV di Padova con conseguenti disagi per i pazienti. Sentiamo allora la risposta della direzione dell'Istituto Oncologico di Padova. È un allarme che secondo me è infondato. Noi abbiamo fatto delle verifiche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, abbiamo guardato anche i social che ci riguardano e non abbiamo le denunce che hanno dichiarato i sindacati. È dura la risposta dello IOV di Padova, l'Istituto Oncologico Veneto, alle accuse dei sindacati che hanno denunciato casi di attese fino a 7 ore per i pazienti del Day Hospital del punto prelievi. Un sovraffollamento che rende la vita difficile a pazienti operatori, affermano CGIL e Cisle-UIL, ma per la direzione la realtà è ben diversa. Dal punto di vista delle proteste e denunce di famiglie o pazienti noi non abbiamo riscontri. Il problema è un problema che conosciamo, che abbiamo affrontato da molto tempo, perché è un problema legato
Prima di tutto agli spazi che sono limitati, noi abbiamo 49 poltrone per il day hospital, per le chemioterapie, ma gli spazi dello IOV erano un ospedale nato per tutt'altre finalità. La direzione afferma di non aver mai ricevuto lamentele o proteste né direttamente né sui social che vengono monitorati. Certo, gli spazi richiedono ampliamenti. I pazienti sono passati dal 2015 a oggi da 25 a 41.000. Questo non impedisce che il servizio offerto sia di qualità. Inoltre le terapie oncologiche devono essere fatte entro pochi giorni, una polemica definita pretestuosa quella dei sindacati, perché è ovvio che nel periodo delle feste natalizie si siano dovuti spalmare negli altri giorni una parte dei pazienti, pronti a alcune novità. Abbiamo cercato di favorire il prelievo il giorno prima per i pazienti che abitano a Padova. Adesso amplieremo l'orario dalle 17 alle 20 e apriremo il sabato mattina, aumentando quindi con altri 5 infermieri che tra poco verranno assunti. Inoltre sarà aperto un ambulatorio per le urgenze e ampliata la sala prelievi, un comportamento, quello dei sindacati, che ha infastidito la direzione, che per il momento rifiuta un confronto con CGIL, CISL e UIL e nello stesso tempo vuole tranquillizzare i 160 pazienti che ogni giorno ricevono le terapie. Torniamo alla cronaca, una scena purtroppo vista tante volte, il broker che promette interessi allettanti raccogliendo i risparmi di tante persone e poi sparisce nel nulla. Accade a Vicenza questa volta. Sarebbe riuscito a raccogliere almeno 400.000 euro, fingendo di essere un broker finanziario. Avrebbe esteso rapidamente il suo portafoglio clienti, promettendo interessi molto remunerativi, assicurando però di non intaccare il capitale investito. Così, molto rapidamente, sarebbe riuscito a carpire la fiducia di almeno una ventina di risparmiatori, promuovendo la sua attività con il passaparola, avviato attraverso la buona fede di alcune amiche. Ed invece di distribuire gli interessi pattuiti, dallo scorso luglio avrebbe fatto perdere le proprie tracce. Ora la Procura di Vicenza ha avviato un'inchiesta a carico dell'uomo, ipotizzando i reati di truffa e raccolta abusiva del credito. Al momento si è scoperto che il vicentino, pur presentandosi come operatore finanziario, era già stato invece segnalato alla Consob perché non iscritto ad alcun albo professionale. A proposito di Consob, a proposito di risparmiatori traditi, parliamo dei risparmiatori truffati dalle popolari, in questo caso da Veneto Banca, nei giorni in cui si è chiusa l'indagine per uno dei filoni di inchiesta su Veneto Banca, con accuse pesanti anche per l'ex AD Vincenzo Consoli. Proprio i risparmiatori dicono bene, ma si vada anche oltre. Quello che sta a cuore alle associazioni dei risparmiatori è sicuramente verità e giustizia, ma capire come è stato possibile che una banca di quelle dimensioni si sia arrivata al fallimento. E questo in sostanza è il commento dalla parte dei truffati sulla chiusura indagini per Vincenzo Consoli e altri 5 alti dirigenti di Veneto Banca. Truffati che solo in parte sono richiamati nell'avviso dei pubblici ministeri del Tribunale di Treviso. Sono situazioni differenti. Da una parte viene contestata la truffa nei confronti di un centinaio di persone per un centinaio di milioni di euro di danno a carico di queste persone, dall'altra parte invece abbiamo una situazione di dissesto che ha coinvolto circa 100.000 persone con un danno per queste persone di circa 10 miliardi. Perché in questa vicenda i risparmiatori chiedono di puntare più in alto. Noi ci aspettiamo che le cose vadano avanti, ovviamente che arrivino a chi veramente è responsabile di questa situazione, che doveva vigilare e che non ha vigilato. Banca Italia e Consob. Io ritengo impossibile sostenere che Banca d'Italia non fosse a conoscenza di queste situazioni. Giustizia ma anche rimborsi che continuano a non arrivare per 1000 cause. Sono un truffato come migliaia di persone e mi aspetto che ci sia un risarcimento, però che arrivi anche non con la lentezza che abbiamo subito fino ad ora. I risparmiatori che anche oggi si sono riuniti nella sede messa a disposizione dal Comune di Cornuda, dimostrando che i veri atti concreti alla fine li hanno fatti i sindaci. I rinvii a giudizio ci sono ormai in tutta Italia per amministratori delle banche, ma chi doveva controllare le banche, e intendo quindi la Banca d'Italia, non lo ha mai fatto, e su Banca d'Italia c'è un silenzio profondo, anzi qualcuno è stato anche portato in Vaticano a controllare i conti della Santa Sede. Un'area, quella della storica Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, dove i più colpiti sono stati gli artigiani, ai quali non è rimasto che chiedere giustizia e rispolverare un antico detto.
momento. Schei e bastonai non torna al Pindrio. Torniamo alla cronaca, restiamo nella Marca, picchia la compagna così forte da farla finire al pronto soccorso, un quarantenne arrestato a Montebelluna. Le urla disperate della donna sono state sentite dai vicini di casa che hanno chiamato le forze dell'ordine. È accaduto il 1° gennaio a Montebelluna, picchiata a sangue dal compagno che le ha procurato una frattura maxillofacciale. La donna in stato di shock è stata portata prima in pronto soccorso, dove è stata medicata e curata e seguita sulla base del percorso rosa dedicato alle donne vittime di violenza. Poi è stata accompagnata in un ambiente protetto. Per l'uomo, un quarantenne kosovaro, sarebbero scattate quindi le manette. Allarmanti i dati relativi alle violenze sulle donne in provincia di Treviso. Secondo l'ULS sarebbero state circa 580 le donne accolte in pronto soccorso dopo essere state maltrattate e picchiate in ambito familiare. C'è già una petizione in corso in paese, ma la decisione a quanto pare è irrevocabile. Parliamo di Don Marino Ruggero, il sacerdote padovano che in passato aveva fatto parlare di sé per alcune provocazioni forti, anche ad esempio sulla legittima difesa, che si è dimesso da parroco di San Lorenzo di Albignasego. Sempre controcorrente lo ha scritto ai suoi fedeli su Facebook, anticipando la diocesi che lo comunicherà ufficialmente alla messa di domani mattina. Bisognerebbe trovarsi nelle reali situazioni per capire realmente come reagiresti. Io credo che se di fronte a un ladro o chiunque punta la pistola o a te o a un tuo figlio o a tua moglie o la violenta così davanti ai tuoi occhi, io credo che restare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Ancora non si sa se è per frasi come queste, risalenti al marzo 2019, oppure se, come è apparso su alcuni media, a causa di presunte relazioni troppo intime con alcune parrocchiane, che Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo ad Albignasego, ha dato le sue dimissioni da pastore della comunità, in accordo con il vescovo Claudio. L'ha fatto utilizzando i social, anticipando la comunicazione ufficiale corredata, tutti lo sperano, dalle motivazioni, che la diocesi di Padova darà domenica alla messa delle 10, per voce del vicario generale Monsignor Silvano Zatti e del collaboratore festivo della parrocchia Don Lorenzo Celi. Don Ruggero, padovano, 55 anni, ha staccato il telefono e delegato le comunicazioni ai suoi superiori e invitato i suoi follower su Facebook a non commentare le sue dimissioni in segno di rispetto verso se stesso e i vertici della diocesi. In passato fece discutere la sua volontà di partecipare da sacerdote al Grande Fratello e il suo sostegno al leader leghista Salvini su argomenti come la legittima difesa. Io sono d'accordo con quello che anche nelle aule del Parlamento si sta discutendo, perché a un certo punto bisogna anche stare dalla parte dei più deboli e noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha davvero più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo. Inquinamento da FAS, fissata la data per l'approvazione del progetto di bonifica dell'area dello stabilimento di Trissino. Sarà deciso il 31 gennaio prossimo l'approvazione o meno del piano delle bonifiche del sito della ex Miteni, presentato in extremis alla fine dello scorso anno dalla proprietà. La valutazione della nuova analisi del rischio dei suoli è attualmente in corso da parte dei tecnici di Regione, Provincia, Comune di Trissino e dagli altri enti coinvolti nella conferenza dei servizi costituita ad hoc. L'esame completo in ogni dettaglio del progetto consentirà agli amministratori pubblici di poter autorizzare la holding chimica ad avviare la bonifica delle acque di falda o, in caso di bocciatura, di assumersene l'onere in sostituzione dei responsabili legali. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo parlando di infanzia e istruzione, perché sono in arrivo in Veneto quasi 20 milioni di fondi statali per nidi e materne paritarie, ma la Regione Veneto paga quasi il doppio dello Stato.
Scuole materne paritarie e nidi, una boccata d'ossigeno grazie ai fondi che lo Stato stanzia dopo la ratifica della Regione Veneto sull'intesa Stato-Regioni sul piano di azione pluriennale per il sistema integrato di educazione per i piccoli da 0 a 6 anni. Vale a dire che i comuni veneti riceveranno complessivi 18.900.000 euro di fondi statali per sostenere la gestione di 793 nidi, 1.109 scuole materne frequentate nel territorio veneto da un esercito di oltre 199.000 bambini, ma la cifra aumenta se si tiene conto del contributo della Regione Veneto proprio per quella fascia d'età. Si vanno ad aggiungere i 34 milioni che come Regione Veneto abbiamo già erogato nel 2019, una linfa importante perché sappiamo quanto importante siano queste scuole nel nostro territorio e quanto fondamentali, visto che il Veneto ha questa specificità e questa particolarità che abbiamo cercato in tutti i modi di far capire a livello nazionale, e anche con il processo dell'autonomia abbiamo insistito su questa cosa, che le scuole materne e gli asili nidi non sono statali o pubbliche come invece nel resto d'Italia, ma qui invece arrivano appunto da quelli che erano gli asili o le scuole materne parrocchiali e poi diventate appunto paritarie. Il Veneto, lo ricordiamo, è stata l'unica realtà in Italia che a Roma ha rappresentato la propria regione ai tavoli d'intesa sul sistema educativo integrato per l'infanzia, al tempo stesso l'unica regione che finanzia con risorse proprie la gestione di queste scuole, con più del doppio di quanto paghi in effetti lo Stato. L'intesa prevede infatti un cofinanziamento almeno del 30% delle risorse assicurate dallo Stato, in questo caso la regione si fa carico del 60% del contributo pubblico a nidi e materne, mentre la quota a fondo nazionale sta al 40%. Tenendo conto del contributo regionale, il sostegno pubblico del sistema educativo e di istruzione paritaria a bambini 0-6 anni ammonta a quasi 58 milioni di euro. Ad Asolo adesso, perché il comune, il paese, la città hanno lanciato ufficialmente il guanto di sfida per la candidatura a patrimonio UNESCO dell'umanità. Asolo, patrimonio mondiale dell'umanità. Un'affermazione quasi scontata per chi conosce e ama la città dei 100 orizzonti, ma che invece ancora manca a questa gemma della Marca. Per questo, con la prima delibera del nuovo anno, la Giunta Comunale ha deciso di avviare il percorso di richiesta all'UNESCO sulle orme delle colline del Prosecco e appena dopo il Monte Grappa come riserva della biosfera. E se questi ultimi due obiettivi verranno centrati, saliranno a 3 i siti UNESCO nella Marca. Asolo ha tutte le carte in regola per aggiungere questo prestigioso riconoscimento, ma il governo comunale punta a migliorare ulteriormente i parametri richiesti, in tutela ma anche in vivibilità del sito candidato. Abbiamo una capacità di parcheggi ed è equivalente a circa 1500 posti macchina e dobbiamo razionalizzare il percorso dei parcheggi. Il ragionamento più semplice che ci è stato indicato e che l'abbiamo anche condiviso è quello di usare dei mezzi pulmini, i mezzi elettrici per portare all'interno del centro la fruizione turistica e i cittadini che ci vivono. Asolo senza auto in centro storico quindi, se vorrà diventare patrimonio UNESCO, ma anche con più residenti. Incentivare chi vuole prendere Asolo, il centro storico di Asolo come sede di residenza, attraverso diverse azioni sia in ambito di urbanistica che edilizia che di incentivi anche economici per le giovani famiglie. Asolo sta diventando un buon investimento, ci sono già degli interessi sia a livello locale che anche internazionale di persone che stanno acquistando magari anche vecchi palazzi, vecchie abitazioni, vecchie ville che erano da decenni abbandonate in degrado e oggi le stanno mettendo a posto per essere vissute. A Venezia adesso, ma anche in terraferma, saranno il gioco, l'amore e la follia, i temi del Carnevale 2020. L'amore a Venezia non viene vissuto soltanto dal punto di vista sensuale, ma viene vissuto proprio come un coinvolgimento totale della mente e del corpo. Quindi la giocosità, la follia, ma la grande intensità dell'amore che come si può vivere solo in questa magica città, che è la città dell'amore. Eccolo il tema del Carnevale 2020 che inizierà l'8 febbraio. Il gioco, l'amore e la follia. 3 temi diversi, ma che uniti possono dare un esito scoppiettante, proprio come sarà questo Carnevale, che vede un nuovo direttore artistico, figura in realtà già operativa da tempo a Venezia, Massimo Checchetto. Il tema è un suggerimento per tutti quelli che vorranno venire a trovarci a Venezia e divertirsi con noi. Ovviamente il gioco con le sue regole, l'amore e la follia che seguono a ruota. L'amore e la follia sono
due cose che spesso vanno a braccetto. Chi non ha fatto una follia per amore, penso tutti, però poi c'è il gioco detta le regole e quindi siamo pronti a giocare tutti insieme. Direi con questa edizione più che con altre è riuscito nell'operazione non facile di uscire da decennale immagine un po' troppo legata al Settecento che ha caratterizzato i primi carnevali fino anche a una decina d'anni fa in modo caratteristico. Poi c'è stata questa evoluzione un po' coraggiosa e questo cambiamento che quest'anno trova questa nuova declinazione, direi affascinante. Non mancheranno le novità, anche se sono state svelate solo in parte. La prima è proprio in onore dell'amore. Ci sarà un giorno in più, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Poi degli ingressi nuovi di artisti particolari molto interessanti che si vedranno soprattutto a Rio di Canareggio. I palchi sono dei palchi progettati anche da un punto di vista altamente tecnologico, quindi poi questo lo vedremo più avanti. E poi abbiamo un fiore all'occhiello, secondo me, che è il Carnevale Culturale, dove ci sono delle proposte molto interessanti che spero vengano seguite, perché è un punto di vista molto curioso sul Carnevale di Venezia. A proposito di spettacoli, l'illusionismo è una vera e propria arte. Domani a Bassano uno degli illusionisti più noti al mondo presenta un libro sulla sua specialità particolare, l'arte della fuga. Quanti hanno sperato di fuggire da qualche cosa per inseguire un sogno? Più o meno tutti, almeno una volta nella vita. Andrew Basso, uno dei più famosi illusionisti al mondo, fugge per mestiere. È un escapologist, proprio come Houdini. Gira ai teatri del mondo con enorme successo, con i suoi numeri, tra catene e vasche piene d'acqua, a volte rischiando la sua stessa vita. E ora racconta tutto in un libro che presenterà a Palazzo Roberti domenica alle 17 a Bassano, città dove ha le radici la famiglia di suo padre. Un libro, Credi nell'impossibile, l'arte della fuga per essere davvero liberi, che è pensato non solo per i professionisti del brivido come lui, ma soprattutto per chi con l'impegno potrebbe fuggire dagli ostacoli della vita. L'arte dell'escapologia è l'arte della fuga che io presento sui palchi del mondo attraverso prove sott'acqua, liberandomi da manette e catene, però è anche una metafora nella vita per liberarsi mentalmente, per trovare le chiavi per sbloccare le serrature dei propri sogni. Quindi chi viene a incontrarti lo fa non tanto per carpire segreti di magia che tanto non direi mai, ma più che altro una specie di metodo, una specie di fiamma che tu puoi dare agli altri? Sì, spero attraverso la mia storia di poter passare alle altre persone la mia storia e far loro capire come anche un sogno molto improbabile come il mio, quello di un bambino di Borgo Valsugana con un grande sogno di girare il mondo facendo l'illusionista, e in realtà qualsiasi cosa è possibile. È tutto per questa prima edizione, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Non cambia il tempo, anche nella giornata di sabato 11 gennaio l'alta pressione sarà dominante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane avremo tempo ben soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche in pianura, ma qui con qualche foschia o nebbia al mattino, specie sui settori centro-meridionali, a tratti anche lungo la costa, localmente persistente. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle coste, ma del tutto innocuo. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 12 e 13 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere, vedete, su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.